Ebbene, cari Aquile, ha avuto un grandissimo successo l'ultimo intervento qui ad Aquile Libere dell'avvocato Luca Campanotto, che ci ha parlato di plurilinguismo. Un grande successo, tant'è che abbiamo voluto riaverlo qui con noi e lui ha accettato il nostro invito, è qui con me appunto l'avvocato Luca Campanotto, per parlare, caro Luca, di un compleanno. L'anno scorso, 2019, la legge 482 del 99 ha compiuto 20 anni. Di cosa si tratta? Che cos'è questa legge? È la legge della Repubblica Italiana sul plurilinguismo che riconosce e promuove le 12 comunità linguistiche autoctone che si trovano in Italia. Qualcosa è stato fatto in tutto questo tempo, in questi 2 decenni. Sono stati fatti dei bilanci in occasione dell'anniversario tondo. Abbiamo visto ad esempio l'invito all'opzione scolastica per le famiglie che sta scadendo proprio in questo mese di gennaio, come all'inizio di ogni anno. Abbiamo visto qualche cartello stradale, abbiamo visto qualche iniziativa dei comuni. Il grosso problema, seguendo anche quelli che sono stati i convegni che sono stati organizzati per celebrare questo evento, rimane quello del friulano in Rai. Certo. Cosa potrebbe fare la Regione per spingere, diciamo, l'introduzione del friulano in Rai? Allora, l'introduzione che finora si è registrata in tutti questi anni, in tutti questi decenni, sono 20 anni ormai compiuti, è meramente episodica. Bisogna denunciare che il friulano da Rai Trieste si sente solo alla radio, in alcuni orari che non credo siano quelli di massimo ascolto, insomma una presenza diciamo discreta e che è meramente sperimentale in TV. Quindi ci sono davvero dei grossi problemi, dei grossi ritardi, inerzie, non vorrei anche resistenze, insomma la situazione mi sembra critica francamente. E invece gli organi regionali, nella fattispecie Consiglio e Giunta? La materia è statale perché la competenza sulla radiotelevisione pubblica è del governo. Tuttavia bisogna chiarire che anche gli organi regionali, volendo, potrebbero fare molto, ma non come finora ha chiesto o comunque avvenuto, tramite finanziamenti, anche perché i friulani pagano il canone insomma regolarmente anche prima della sua introduzione nella bolletta telefonica, insomma questo è risaputo. I finanziamenti ci sono, manca la disciplina attuativa di ciò che è previsto in legge. Faccio riferimento all'articolo 12 della legge 482 del 99. Questa disciplina attuativa, è vero, è di competenza statale, ma potrebbero attivarsi gli organi regionali per imporre un recepimento e un'attuazione di questa normativa legislativa anche nella convenzione di servizio Stato-Rai, che è di prossimo rinnovo nei prossimi mesi. È emerso questo problema anche in occasione degli ultimi convegni che si sono tenuti prima di Natale. C'è una sentenza della Corte Costituzionale di cui davvero pochissimi parlano, che è poco conosciuta, forse perché è molto tecnica e anche di difficile lettura. È facilmente reperibile. Sto facendo riferimento alla sentenza 215 del 2013, che ha delle implicazioni fondamentali per l'autonomia regionale e per il plurilinguismo in regione. Dal punto di vista sostanziale dovrebbe essere famosa in quanto è la garanzia della regola fondamentale di parità di trattamento tra tutti i gruppi linguistici legalmente riconosciuti indipendentemente dall'esistenza di uno stato straniero di riferimento. È
ed è quindi una sentenza che definirei storica, ma ha anche delle implicazioni ancora più tecniche che sono quelle processuali, in quanto la Corte Costituzionale in occasione di quell'importantissimo precedente ha già riconosciuto agli organi regionali, alla regione attraverso la delibera della giunta regionale che è competente sulle cause, ma è possibile chiamare in causa anche il Consiglio regionale, che è l'organo rappresentativo generale, referente ultimo e più ampio e più alto per quanto riguarda l'indirizzo politico. Alla regione, dicevo, autonoma Friuli Venezia Giulia, sulla base dell'articolo 3 dello Statuto speciale, è stata riconosciuta la legittimazione attiva alla difesa anche in sede giurisdizionale, anche costituzionale, anche in via principale del plurilinguismo regionale quale fondamentale obiettivo fondativo di questa autonomia. Di conseguenza la regione potrebbe, volendo, fare causa allo Stato per obbligare il governo a recepire nella Convenzione Stato-Rai di prossimo rinnovo la tutela anche radio e soprattutto televisiva pubblica del plurilinguismo regionale. Un grazie all'avvocato Luca Campanotto, come sempre disponibile ai suoi interventi, ai nostri inviti, un tema molto particolare, molto caldo, e ti invito anche per una prossima edizione su cui torneremo sul tema caldo del plurilinguismo. Avrà un grande successo come è stata nelle precedenti edizioni e naturalmente darà anche fastidio forse a qualcuno, ma comunque è indispensabile questo anche. Grazie a voi per l'opera di informazione che mi permettete di fare. Grazie.